Lui antecedentemente alla festa di Sant'Agata, esattamente il 22 o il 23 di gennaio, ha postato appunto questo versetto della Bibbia che si trova in Salmo 115 da 4 a 8, che praticamente dice che le statue hanno occhi ma non vedono, occhi ma non parlano, e chi confida in esse diventerà come loro. Quindi questo ha scatenato l'ira dei devoti e ha cominciato a ricevere minacce di morte. A quel punto io ho pensato bene di chiedere scusa come la madre, e poi lui ha concordato con me nelle scuse, ma non è servito perché praticamente le minacce di morte sono continuate, e quindi io sono dovuta andare alla polizia postale, portare tutta la documentazione e far vedere appunto le minacce. E niente, abbiamo concordato di non farlo più andare a scuola per un po' di tempo affinché sciamasse tutto, e poi lui è cominciato a riuscire. Non appena inizia a riuscire, la prima volta è andata bene, la seconda volta gli ha subito qualche schiaffo. E poi praticamente il 1° di aprile è stato accerchiato alla villa. Fortunatamente lui è riuscito a uscire dalla villa, e là è stato prima picchiato. Una signora è intervenuta dicendo, suonando il clacson per far andare via tutti questi ragazzi. Lei parla di 30 ragazzi, però io non so esattamente il numero qual è. Dopodiché i ragazzi si sono allontanati e Ruben cerca di salire verso via la Regina Margherita, dove là viene di nuovo riaggredito e mandato in ospedale. Tra l'altro mio figlio chiama la polizia che interviene, dopo interviene l'ambulanza chiamata sempre dalla volante e viene portato in ospedale.